La sala Vincenzo Simoncelli della Biblioteca di Sora ha ospitato il convegno Terapie nell'età dello sviluppo e nell'età adulta, il supporto che la musica può dare alle cure. Al centro dell'incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti, la differenza tra musicoterapia e uso della musica con le terapie, le connessioni tra musica e psicoterapia e i benefici di un impegno attivo con la musica. Questo convegno è finalizzato appunto, come dice il titolo stesso, a parlare dell'importanza che può avere la musica all'interno delle cure che possono essere psicoterapeutiche. Quindi il legame tra musica e psicoterapia, differenza tra musicoterapia intesa come tecnica di riabilitazione, quella che all'estero è una vera e propria tecnica di riabilitazione, e l'utilizzo della musica all'interno delle terapie, quindi dove la musicoterapia raggiunge degli obiettivi, delle finalità attraverso delle tecniche specifiche, mentre la musica nella terapia aiuta a rafforzare le tecniche delle altre terapie al fine di raggiungere appunto l'obiettivo stesso o finalità. La musicoterapia, considerando che lavora nell'ambito preventivo, riabilitativo, terapeutico, rivolta a tutte le fasce d'età, dai neonati con la prevenzione, alla primaria, alla secondaria di primo grado, di secondo grado, adulti, anziani. Diciamo che la mia esperienza professionale da musicoterapeuta ha toccato tutte le fasce d'età, dagli asili nido ai comprensivi, alle superiori, al centro diurno psichiatrico di Isola del Liri, dove ho lavorato con gente adulta, al centro diagnostico Arce, dove ho lavorato con anziani nell'ambito del Parkinson. Quindi le fasce d'età si possono toccare tutte, anche perché si lavora in quella che viene definita sfera relazionale, quindi in tutta quella sintomatologia comune a diverse diagnosi che tocca per esempio il tono ansioso, il tono dell'umore, attenzione, tutte quelle competenze cognitive che possono presentare dei deficit. Il convegno, patrocinato dal Comune di Sora, dalla Regione Lazio, dalla ASL di Frosinone e realizzato anche grazie alla collaborazione delle associazioni Il Glicine e Verbene, ha visto tra i relatori lo psicologo Giacomo Dell'Unto. Lo scopo di questo convegno è appunto quello di esporre quelli che possono essere l'uso della musica appunto nel contesto psicoterapeutico, e poi i confronti con quello che è la musicoterapia, quindi questa nuova disciplina che da qualche anno ha preso piede e che può essere usata sia per la cura delle nevrosi, ma può essere anche un valido supporto appunto ad un percorso psicoterapeutico. Verranno appunto esposte le principali teorie che negli ultimi anni hanno riguardato l'uso della musica in psicoterapia, e ci saranno delle esperienze cliniche, verranno raccontate delle esperienze cliniche pratiche. Il convegno si è concluso sulle note del maestro Giampiero Carollo.